Vo deve avere una medaglia al merito, deve avere un'onorificenza, ma non lo sto dicendo come battuta, lo valuti anche il capo dello Stato. Perché? Perché penso che vedere una comunità che ci rappresenta, sono veneti, che si mette a disposizione, bimbi compresi, ma voi vi ricordate da bimbi quando c'è da fare la puntura? Sono i bambini in fila che si fanno fare il prelievo del sangue e tutti lì dedicano ore a mettersi in fila, e quindi abbiamo 3000 prelievi di sangue, poi verrà fatto la mappatura del genoma, verrà fatto il test sierologico, il tampone, guardate che è una roba unica, parlate di questo, non è solo un case history di natura sanitaria, ma è anche di natura di civiltà, di senso del bene comune. 50 volontari stamattina, i primi 2 giorni 1650 prelievi. Guardate, io ho visto le foto, i bimbi in coda lì a fare il prelievo, magnifici, quindi veramente i miei complimenti a quelli che sono, direi anche, la sublimazione dei veneti ce l'abbiamo a voce per quello che hanno fatto, veramente ci sta facendo fare una figura di altissima qualità a livello internazionale e anche di un grande segnale di civiltà. Ve lo anticipo, dirò a Ciambetti che dia il premio Leone, il Leone che si dà come riconoscimento annuale a un'autorità che venga data alla comunità di Vo, assolutamente. L'abbiamo dato a Federica Pellegrini l'anno scorso e io penso che sia pronto Vo. So che lì c'è tutto un comitato di gente che pensa, verifica, però Vo bisogna dargli un premio straordinario, va dato. Evito incidenti diplomatici, io glielo darei anche subito, ma siccome c'è il leone del Consiglio e tutto per la regione, è giusto che chiedo che si valuti fino in fondo questo.